RTC Targato Napoli, quelli che registriamo sono gli spot per la nostra nuovissima applicazione, l'applicazione che si chiama RTC Targato Napoli Jukebox. Avevo bisogno di un po' di giacche e devo ringraziare Ginseria che si trova a Qualiano, piazza Kennedy 2, negozio trendy che veste gli uomini, che veste tutti gli uomini e che ha una particolarità, ha le promozioni tutto l'anno, quindi se ci andate a marzo, a maggio, a luglio, a settembre, trovate prodotti belli, anzi capi belli, non sto parlando di una salumeria, capi belli a prezzi convenienti. Ginseria, piazza Kennedy a Qualiano. Ma adesso parliamo della nostra applicazione RTC Targato Napoli Jukebox. Siamo i primi in Italia. Attraverso la nostra applicazione avete la possibilità di richiedere le vostre canzoni preferite. Dovete essere Android però, e soprattutto per richiedere le vostre canzoni preferite non spendete neanche 50 centesimi, è assolutamente gratuito il servizio. E come scaricare la nostra applicazione? È gratuito. Adesso vi guido passo passo. Dovete, se siete Android, qualunque sia il vostro smartphone, dovete entrare nel vostro Play Store e vi ritrovate questa schermata che conoscete molto bene, visto che sono convinto che voi scaricate applicazioni più di 100 volte al giorno. L'applicazione si chiama RTC Targato Napoli Jukebox. Cliccate, la scaricate, è gratuita, ve la ritrovate sullo smartphone. Quando ce l'avete sullo smartphone, l'unica cosa che dovete fare è aprirla e vedete che ci sono diverse sezioni. Avete la possibilità di ascoltare la nostra radio e quindi di portarvi tutta la musica fatta a Napoli con voi sempre in ogni parte del mondo, e poi la sezione che vi permette di richiedere, prenotare e quindi poi ascoltare le vostre canzoni preferite. Ci sono tutti gli artisti napoletani, gran parte delle loro canzoni. Per esempio, facciamo un esempio, Antonio, mi dai le schermate diverse? Ciro Rigione, Anthony, Alessio, Clementino, Edoardo Bennato, Edoardo De Crescenzo, Colombo Alessio Cantone, e poi tutta una serie di canzoni, Anna Re di Gigi D'Alessio, Aria Pulita di Franco Calone, Attimi di Luciano Caldore, Astoria e Maria, Franco Ricciardi e Ivan Granatino, Amalatie e Te volé di Ida Rendano. Insomma, le canzoni sono veramente tantissime. Voi dovete soltanto cliccare accanto alla canzone e cliccare su Prenota ed è tutto fatto. Ad un certo punto sul vostro smartphone apparirà questa scritta. Antonio, mi dai la scritta per favore? Prenotazione canzone, la tua prenotazione è stata accettata. Si tratta di aspettare pochi minuti e voi ascoltate la vostra canzone in onda. Quindi le due cose importanti sono queste: dovete entrare nel vostro Play Store, scaricare RTC Targato Napoli Jukebox, gratuita è l'applicazione e gratuita è la possibilità di richiedere le vostre canzoni preferite. Ma da solo non mi basto mai e avevo bisogno di un testimonial che mi aiutasse a promozionare la nostra nuova applicazione. E volevo esagerare, cioè volevo in una donna 100 donne, volevo la mamma, volevo la vicina di casa, volevo la produttrice, volevo l'attrice, volevo la cantante, volevo il meglio del meglio, signori, Nancy Coppola! Sì, eccola qua! Ciao, come stai? Io bene, ma vedo anche tu benissimo, un amore. Sì, senza lemme. Senza lemme e poi senza isola. Senza lemme e senza l'isola. Allora, bentornata sui nostri schermi. Grazie. Innanzitutto devo dire... è un piacere, sempre un piacere tornare a casa e sentirsi sempre un po' la padrona, no? Visto che comunque mi sento nei miei... Ma tu qua sei veramente a casa tua. È vero, è vero. Poi quindi... su RTC Targato Napoli più 2 volte a casa tua. Senti una cosa, io dico che noi con le canzoni napoletane facimmo amore. Ecco, dimmi una canzone napoletana che non sia tua, con la quale tu fai amore o hai fatto amore molto spesso. Una canzone che ho anche cantato, diciamo. Io ho sempre ascoltato E m'appartiene, perché di Leo Ferrucci. Di Leo Ferrucci. Che è molto sentimentale, molto romantica, molto sentita. L'hai dedicata? Oddio, no, dedicata proprio no, a qualcuno no, però ovviamente ci una delle mie canzoni. Sì, mi faccio un sentimento. Ti fai un sentimento tu sola. Allora, senti, devo dire un po' di cose. Innanzitutto che esce un disco nuovo tra pochissimo, che si chiama È tutto sotto controllo. Esatto. Ecco, che nasce poi, è una frase che nasce dall'Isola dei Famosi. Benissimo. Gli arrangiamenti sono di Checco D'Alessio. Mi dici un po' di autori, perché sai, questo è un disco non importante per te.
più importante, perché il disco dopo l'Isola, quindi l'attesa è veramente, l'attesa non è questa volta solo campana, ma l'attesa è da parte di tutti i cittadini del mondo. Sì, però io voglio rassicurare le persone che comunque non è che è cambiato chissà che, cioè io sono sempre la Nancy di prima. Ma non fai un disco tutto rock? Rocchettaro non è nessun disco né tutto italiano, perché magari qualcuno ha pensato anche questo. No, assolutamente, sono sempre me nel mio genere. Oddio, ci sono delle canzoni, giusto due, che sono totalmente in italiano, ma che mi serviranno per altri contesti. Altri contesti che comunque non parlo a livello campane, ma fuori la nostra città, programmi che già diciamo ho, e poi svelerò poi nel seguito dei giorni. Diciamo chi più di me social, ecco. Mentre per gli autori francese, Gennaro Scuotto, insieme ovviamente a Checco D'Alessio, c'è Sergio Donati, abbiamo Nino Danisi, e come sempre non potevo far entrare nel mio album gli autori di Mi chiamo Nancy, quindi Piero Palumbo e Tony Aprile. Aiutatemi se dimentico qualcuno, penso che ne ho detti tutti. Bello, anche perché insomma, la maggior parte sono state scritte da Checco D'Alessio e Gennaro Scuotto. È bello questo, perché a riprova del fatto che dal punto di vista musicale e quindi della cantante Nancy non è che poi sia cambiato tantissimo dopo l'Isola, gli autori sono quelli di sempre. E parole so che il... So che lì là. La carnalità Nunziatini è che è sempre, quindi potete continuare a dire la mia vicina di casa, e Anna Murakami e a Signor Ruterz Piani, insomma tutte quelle cose. E poi il film, in questo caso sei produttrice credo in collaborazione con Nilo. Con Nilo Sciarrone, che è il regista di questo film. Per la Evo Film. La Evo Film. E il film si chiama Il mio uomo perfetto. Il mio uomo perfetto, che appunto è una canzone che fa parte del mio recente disco, una canzone romantica, tra l'altro una canzone che ho scritto io insieme a Rolando Riera. Non so se possiamo dirlo, ormai le foto, sì, sono una barista. E questo sanno tutto quanto, perché se tu pubblichi tutta la vita tua, è naturale che la gente lo sappia. È una barista, e che ti innamori? Mi innamoro, sì, diciamo che sono una ragazza non Nancy. Specifichiamo questa cosa, quindi io nel film non canto, che magari qualcuno si aspetta anche questo, no. Sono una ragazza molto confusa, in ricerca dell'amore dell'uomo perfetto, un po' la sognatrice, una donna, ovviamente la ragazza di tutti i giorni, chi è che non sogna l'uomo perfetto? Dove vado ad innamorarmi di un uomo che magari forse è quello sbagliato. E quindi poi vado a rivalutare le cose, quelle semplici, quelle che... ecco, e poi rispecchio un po' la mia personalità. E perché poi questa è la realtà. Tenendo presente quello che solitamente dicono le donne si innamorano sempre di quell'uomo che poi alla fine si rivela essere un grande pacco. Cioè, nel senso, tu pensi all'inizio che sia l'uomo perfetto perché lo vedi bello, lo vedi tonico, è palestrato perché non ne ho vera, che insomma le donne in linea il più delle volte guardano i brutti, guardano pure i brutti, però il primo impatto è quello fisico e vedere un bel pezzo di manzo. Però si è sempre detto che il bello non balla. Quindi è anche nel film di Nancy il bello non ballerà. Senti, tu sei tantissimo social, quindi sei la testimonial perfetta della nostra applicazione RTC Targato Napoli Jukebox. Peccato che non sono Android, però vabbè, lo comprerò un nuovo, anzi scaricherò l'applicazione dal telefono di mio marito, perché lui Android, quindi se Carmine può, la scarica Carmine, però ne approfitto per dire che se avete un iPhone e quindi siete Apple, tranquilli, perché c'è la nostra applicazione classica RTC Targato Napoli che vi permette di ascoltare la radio e di portare la musica fatta a Napoli da tutte le parti. Noi accontentiamo tutti, insomma, un po' come te, non ci scordiamo nessuno. Molto bene, vedi che Carmine già sta scaricando l'applicazione. Sento uno squillo. Senti cara, visto che sei tanto social, ecco, ti volevo chiedere, ma sui social, attraverso i social, secondo te
si aborda, cioè succedono delle storie d'amore, non personali, questa non è una domanda personale, ma da quello che ti racconta la gente, perché tu con la gente ci parli attraverso i social, si innamorano attraverso Facebook o è una roba da 3 ore per essere generosi, per essere positivi, o è una roba da poche ore via? Ma allora, sicuramente c'è la possibilità di conoscersi su Facebook, di scambiare qualche parolina, ma io penso che la persona la si deve conoscere da vicino. Gli amori a distanza non ci credo, assolutamente, sono una molto diffidente, quindi non mi fido, figuriamoci a lontana, e quindi assolutamente no. Si può fare amicizia, questo sì. Facebook è un modo di fare amicizie. Sì. Per questo va bene, poi non sai mai chi c'è dall'altra parte, quindi ecco appunto voglio lanciare questo messaggio alle donne che magari ecco, si innamorano, si infatuano di questi uomini dall'altra parte dei PC, andateci piano e è meglio conoscersi da vicino. Perché poi a volte, ecco, in questo caso non solo nei film e nella vita normale a chiappupac, ma proprio anche sui social ci stanno. C'è anche persone che ti truffano, ti chiedono e poi specialmente ti chiedono foto, un po' so di queste cose, vabbè, pure a me me le chiedono, all'improvviso arrivano dei pezzi di foto e quindi ecco devi subito bloccare, rimuovere. Ti chiedono delle foto così a te? Sì, mandano anche molte foto. Ti mandano anche molte foto. In intimo, diciamo. In intimo. E quindi in quel caso bisogna bloccare, segnalare. Certo. Senti, allora questo è il momento dello spot. Adesso come sempre regaliamo un grande primo piano a Nancy, così ci regaliamo noi una grande emozione nel vederla in primo piano, e devi fare uno spot a favore della nostra applicazione. Allora l'applicazione si chiama RTC Targato Napoli Jukebox. Per scaricarla bisogna essere Android e la cosa più importante è che noi siamo i primi in Italia. Attraverso questa applicazione tu puoi richiedere la tua canzone preferita. Dopo poco la canzone va in onda. Questo è l'anima dello spot. Mi date il primo piano di Nancy? Ecco, guardate, cagna a giornata, cagna a televisione. Grazie, spot. Sì, chi più di me come testimonial, visto che sono molto social. Allora, se siete Android, scaricate l'applicazione RTC Targato Napoli Jukebox, dove personalmente potete richiedere la vostra canzone preferita gratuitamente come l'applicazione e vi sentirete a casa vostra. Ci sono tutti i cantanti, tra cui anche le mie canzoni. Se lo farete ne saremo tutti quanti più contenti, anche perché è una grande novità. Siamo i primi in Italia. Ci contiamo. Ma che volemo curare la vita. Una cosa importante da dirvi è che chiaramente tutte le canzoni che voi richiedete di giorno in giorno, di ora in ora, di minuto in minuto, finiscono in una classifica. La classifica è reale e si aggiorna veramente ogni momento ed è lontana dalle dinamiche di promozione, perché voi potete richiedere tutte le canzoni non pagando, anche quelle che non c'avevano a promozione, per essere proprio chiari. Quindi vi ritrovate, vedete, sulla vostra applicazione, quindi sul vostro smartphone, questa schermata. Questa è una classifica e sempre stessa, in tutti questi spot che registrerò, ma tenga solo su screensaver. Ecco, e questa è una classifica tipo, insomma, di un qualunque giorno, di un qualunque mese dell'anno. Più richiedete la vostra canzone preferita, più la canzone preferita chiaramente arriva nei primi posti in classifica. Cara Annunziatina, non mi seguite perché voglio fare un tentativo. A proposito del disco nuovo, che si chiama È tutto sotto controllo, adesso se sono fortunato, dovrei, ma figurati se sono fortunato, perché proprio oggi, prima di registrare questo spot con Nunziatina, sulla sua pagina, e parlo di Instagram, ha postato una cosa interessante. Era l'anteprima piccola di una canzone nuova. Adesso io, lo dico a Pino Fontana, che ringrazio, avvicino lo smartphone, il mio, al mio microfono, così sentiamo un po' di questa cosa. Tranquilli voi della Zeus, non è un'anteprima, nel senso che credo sia una parte dei cori? Sì, sono dei cori che ho fatto, che abbiamo fatto ieri, e abbiamo cantato la prima canzone, che è questa qua. Ecco, attenzione alla voce finale di quel malefico di Checco D'Alessio. Attenzione, un attimo.
Diciamo che sono una che insiste molto sulle cose. No, devo dire... capire. No, tu insisti molto. Guarda che è una trovata, secondo me, incredibile, perché anche in Mi chiamo Nancy ci sono delle canzoni che hanno l'aria della filastrocca e si ricordano. E anche questa, mo chi sa scordi più, ha voglia di sentire. Un momento, Pino, rimetto, grazie. Cioè, come fai? Amore mio, amore mio, amore mio. Che canzone è? Un pezzo allegro? Sì, si sente. Ne esci vittoriosa? Sì. Bene. Ok, quindi è un pezzo che si potrà dedicare con, sicuramente. Con grande appunto facilità. Si chiama Amor mio. Senti, soltanto una cosa prima di salutarci, che ti trovo veramente in forma, veramente magra. Sì. Hai fatto per quanti giorni la dieta di Lemme? No, non l'ho fatta proprio. Ah, è vero, non l'hai fatta proprio. Non l'ho fatta proprio. Non l'ha fatta, infatti si sta pure criticato un po', che ha detto come Sì, prima riesce, poi non fai. No, insomma. vabbè, diciamo un soggetto un po' particolare. Ma cosa stai mangiando? Ti prego, facciamo un momento dedicato alla nutrizione. Che te stai mangiando? No, vabbè, è una domanda che dovrei fare più a te, diciamo. No, non si può lasciare perdere, ma io non sono nessuno, tu sei Nancy Coppola, voglio sapere tu per mantenerti in forma. No, io niente, assolutamente. Dopo l'isola ho rimesso qualche chilo, sicuramente. E niente, secondo contorno quando posso a boff, poi dopo ritorno il lunedì, il famoso lunedì come il famoso settembre, vabbè a settembre poi se ne parla. Lunedì poi se ne parla, esatto. O il mese prossimo, o all'inizio del mese prossimo ne riparliamo. A Natale hai mangiato? Tutto a posto? Ho mangiato tutto a posto. Capodanno hai mangiato? Tutto a posto. Tutto a posto? Ecco. No, ci tengo a dire una cosa importante di Nancy e della Nancy cantante, che personalmente, visto che lavoro nella musica napoletana, è la cosa che mi interessa di più. Vi assicuro che non è cambiato assolutamente nulla, nel senso che per quanto ci riguarda, per esempio a noi della radio, continuano a arrivare richieste per tutte le tue canzoni e sono convinto che quando uscirà il disco nuovo che si chiama È tutto sotto controllo, la gente avrà modo di affezionarsi a delle canzoni napoletane, carnali, viscerali, belle, napolegne, come quelle insomma alle quali tu ci hai abituato nel corso di questi anni. Assolutamente, forse sono gli altri che mi vedono con altri occhi. E per questo ho detto questa cosa, Bravo. se capito? Hai fatto infatti, bene a mettere questa linea per io sottolineare. sono sempre me stessa. E poi ti volevo ringraziare personalmente perché insomma è da un po' che tu non ti si vede, non si vede la tua bellissima faccia in televisione e quindi grazie per avermi dato questo onore. Figurati, per me è sempre un piacere stare qui con te, sai che ti stimo, e poi stare qui con i fratelli Marigliano e la loro struttura. Come sempre sono a casa. Sei a casa. Noi intanto cresciamo sempre di più, scaricate la nostra applicazione RTC Tragato Napoli Jukebox, siamo i primi in Italia, è facile scaricarla, è gratuita, potete richiedere le vostre canzoni preferite, nel richiedere le canzoni non pagate neanche 50 centesimi, aspettate, prenotate e la canzone dopo qualche minuto va in onda. Nancy? Mi sento un po' Tina Cestari. Ah, Cipollari? Ma cosa è Cipollari? Cestari chi è? Chi è Tina Cestari? Ti sei accorta della mano? Quale mano? Sulla quale sei seduta? Sì, ho visto. Perché questa è una cosa importante, perché scusami, tu l'applicazione ce l'hai sullo smartphone. Lo smartphone ce l'hai tra le mani. Certo. Adesso tra le mani noi per un quarto d'ora più o meno abbiamo avuto te. Sei leggerissima, devo dire. Sì, molto leggera. È stata buona, Nancy? È stato buono. Ciao. Ciao.